Buonasera dal Centro Culturale Polivalente di Imperia, in occasione del concerto di Natale che è stato dedicato questa sera alle opere di Vivaldi e Bach, dalla bravissima orchestra giovanile del Ponente Ligure. E c'era solo parte dell'orchestra questa sera perché c'erano solo gli archi. Siamo qui con la più piccola dell'orchestra giovanile e si chiama Lisa. Ciao Lisa. Ciao. Volevo chiederti com'è nata questa passione per la musica e da quanti anni? Allora, io suono il violino da 3 anni e un giorno, quando avevo 7 anni, mio padre mi disse che avevano aperto un centro dove insegnavano alcuni strumenti. Io volevo sceglierne uno e alla fine ho scelto il violino. Ho provato ad andare a lezione e ho visto che mi piaceva molto. E allora è da lì che è nata la mia passione. Quante volte devi esercitarti durante la settimana? Più o meno tutti i giorni. Ah, tutti i giorni, quindi è un impegno importante per te. Sì. Ecco, i prossimi concerti sarete a Cervo, mi sembra? Sì, faremo quello di Natale e di Capodanno. Benissimo, e ti auguro un buon proseguimento e tanta fortuna per un'Imperia in musica. Arrivederci a Cervo per il prossimo concerto dell'orchestra del Ponente Ligure.